E rimaniamo a Porto Empedocle dove il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Michelangelo Bruno Gallo, invita l'amministrazione comunale ad istituire un tavolo tecnico per il rilancio turistico e culturale della città. C'è il servizio. Da anni si parla di turismo e cultura a Porto Empedocle senza che sia stato fatto nessun passo decisivo al riguardo. È arrivato il momento che l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Calogero Martello, si faccia promotrice presso gli assessorati regionali ai beni culturali e turismo, oltre che con la soprintendenza dei beni culturali di Agrigento, dell'istituzione di un tavolo tecnico per il rilancio turistico e culturale della città. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Michelangelo Bruno Gallo. È ora di trasformare queste potenzialità in fatti concreti, continua Bruno Gallo, dotando la città degli strumenti che merita, portando e avviando progetti fermi da anni sui vari tavoli e rimasti incompiuti. Di Andrea Camilleri si è parlato tanto, ma si è fatto ben poco. È arrivato il momento che la città si doti, sul modello di realtà esistenti in altre città, di un museo della letteratura dedicato al maestro, museo che, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, possa dotarsi degli strumenti più moderni, virtuali e digitali, così da attrarre un pubblico variegato di tutte le età, voglioso di approfondire il pensiero e la lingua del maestro, facendo così di Porto Empedocle un centro studi di riferimento. Sulla torre Carlo V l'amministrazione comunale dovrebbe chiarire e rilanciare con la soprintendenza il progetto, che giace ormai da anni nei cassetti, relativo all'istituzione di un museo permanente delle tradizioni popolari del mare, continua ancora Michelangelo Bruno Gallo, in modo da dare la dignità che merita a un edificio storico finora utilizzato in modo saltuario, all'interno del quale alcuni anni fa furono rinvenuti pregevoli frammenti ceramici di uso quotidiani datati tra il XVI e il XIX secolo, che meritano un'ampia e visibile fruizione, un progetto che potrebbe coinvolgere anche l'autorità portuale, che sta peraltro svolgendo i lavori di rinnovamento del porto, che è stato costruito per una parte con l'utilizzo di blocchi di pietra asportati dal tempio di Zeus di Agrigento, alcuni dei quali ancora visibili nel molo di Ponente, che potrebbero e dovrebbero essere oggetto di opere di recupero, così da essere collocati all'interno della torre a memoria dell'origine del porto stesso. Infine, continua ancora Bruno Gallo, fiore all'occhiello della città potrebbe essere il teatro Empedocle, i cui lavori sono bloccati. Personalmente mi adopererò per favorire quanto detto e a tal fine, insieme al dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano, e agli altri consiglieri comunali empedoclini, abbiamo recentemente discusso di favorire un imminente incontro tra l'assessore regionale al turismo, Manlio Messina, e l'amministrazione comunale per la programmazione di un adeguato calendario di eventi in vista dell'imminente arrivo dell'estate empedoclina.